Oggi l'Ordine dei Medici di Agrigento è impegnato in questo serio approfondimento sulla celiachia. Sì, oggi abbiamo voluto fortemente questo convegno con il dottore Gramaglia su questa patologia in continuo aumento, dove è importante essere molto preparati per individuare subito i primi sintomi, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai medici di medicina generale e ai pediatri, che sono le sentinelle sul territorio in ospedale, per poter fare diagnosi e cominciare subito la terapia. La terapia che non deve essere solo la dietoterapia, quella va bene, però poi bisogna, per questo tipo di patologia, prendere in cura la persona, ed è su questo che dobbiamo insistere, la cura della persona prima che della malattia. Ma oggi la celiachia non è più soltanto una enteropatia glutine correlata. Oggi rappresenta un modello paradigmatico di interazione tra genetica, immunologia, ambiente e microbiota, con implicazioni che coinvolgono gastroenterologi, internisti, pediatri, nutrizionisti, chirurghi e anatomopatologi. Perché l'aumento della diagnosi, l'emersione delle forme pauci-sintomatiche, cioè poco sintomatiche, e la crescente attenzione alle complicanze sistemiche impongono una revisione moderna dell'approccio clinico, dalla semplice esclusione del glutine a una gestione globale, personale e multidisciplinare. Oggi ci sono i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali in cui vengono coinvolti tutte le professionalità, tutti gli specialisti per un bene per il paziente, considerandolo il sole, e tutti questi professionisti, tutti questi medici sono i satelliti che girano attorno al paziente al fine di diagnosticare precocemente e nel contempo di assisterlo nel suo percorso di vita. Salve a tutti, sono il dottor Simone Gramaglia, sono il responsabile dell'ambulatorio di gastroenterologia pediatrica del PIO di Agrigento. Oggi, grazie alla collaborazione dell'Ordine dei Medici, nella persona di Santo Pitruzzella, presidente, e dell'AIC Sicilia, abbiamo organizzato questo convegno che coinvolge 3 province, Agrigento, Enna e Caltanissetta, per fare un percorso formativo voluto anche dall'assessorato alla salute, che è Celiachia in Rete. Celiachia in Rete è questo programma che permette di mettere in rete appunto i centri di riferimento regionali con la medicina territoriale, quindi i pediatri di famiglia e i pediatri ospedalieri e i medici di medicina generale, in modo tale che il paziente, una volta sospettata la diagnosi o eventualmente fatta tramite prelievo, venga centralizzato nelle strutture di riferimento. Parliamo di questo progetto Celiachia in Rete. Celiachia in Rete è stato realizzato grazie a un progetto creato dal professore Claudio Romano, coordinatore scientifico di AIC Sicilia. Chiaramente bisogna anche rappresentare e equiparare tutto quello che quando si parla di malattia celiaca, che non ci siano disparità o disomogeneità anche nelle province. Per cui questo è un momento anche di riorganizzazione di questa mappatura dei centri di riferimento e quello che può essere appunto una cura importante per tutti e una diagnosi certa.